La disperata telefonata al 113, aiuto, poi le fiamme che divorano l'abitazione, 2 donne di 58 e 74 anni morte carbonizzate a Castagnole, intossicato il capofamiglia di 68 anni. Sulle cause del rogo indagano vigili del fuoco e carabinieri. Intorno a casa accumulato negli anni materiale di ogni tipo, l'unico figlio morto sul lavoro a 18 anni. Il maltempo non dà tregua, volento nubifragio a Follina, esonda il torrente Vallalta, frane e allagamenti, in salvo una famiglia con 2 bimbi, smottamenti anche sul Grappa. Pena ridotta in appello per Federica D'Ametto, la barista che nel 2017 investì e uccise sul cavalcavia di San Giuseppe il 38enne di Carbonera Enrico Scarabello. Il Presidente della Repubblica inaugurerà l'anno scolastico a Vo. Zaia, bella decisione, una forma di ringraziamento alla sanità veneta. 2 anni fa l'elezione a sindaco di Mario Conte, parentesi Covid a parte, dice 2 anni entusiasmanti e tanti nuovi progetti, ma l'opposizione lo rimanda a settembre, può fare di più. Primo comitato di sorveglianza della nuova ACC dopo il fallimento dell'esperienza cinese. L'accordo fa scattare per la prima volta in Italia l'articolo della Costituzione che rende possibile ai lavoratori di entrare nella gestione dell'azienda. Buonasera e ben ritrovati con l'edizione di Treviso dei nostri telegiornali. In primo piano l'avete sentito, la cronaca con la tragedia che si è consumata nella notte a Paese. In un tratto dimesso della Feltrina, il rogo di un'abitazione ha causato la morte di 2 donne ed il ricovero in ospedale del marito di una di loro. A chiedere disperatamente aiuto col telefonino ai soccorritori una delle 2 vittime, rimasta intrappolata dalle inferriate in una stanza avvolta dalle fiamme. Sentiamo. Era una delle signore che appunto chiedeva soccorso perché era intrappolata nel bagno e non riusciva ad uscire. Sono morte intrappolate dalle sbarre alle finestre delle stanze dove si erano rifugiate nel vano tentativo di scappare alle fiamme. Una fine orribile per Franca Fava, 58 anni, e Fiorella Sandra, 74, morte carbonizzate al piano terra di questa abitazione di via Feltrina a Paese. Le fiamme si sono sviluppate intorno all'1 della scorsa notte e hanno avuto facile presa sulla grande quantità di materiale vario accumulato all'esterno dell'abitazione da Sergio Miglioranza, 69 anni, marito di Franca, pensionato con una forte propensione all'accumulo di oggetti della più varia natura, ora ricoverato all'ospedale con un principio di intossicazione per la grande quantità di fumo inalato. Violento l'incendio che ne è divampato e che ha messo a dura prova il lavoro dei pompieri giunti subito sul posto da Treviso, Asolo e Mestre. Una violenza particolarmente elevata nello svilupparsi e nel propagarsi. C'erano anche delle bombole di gas, quindi di GPL, disseminate un po' dappertutto nel giardino e che hanno ulteriormente incrementato sia la pericolosità di intervento per noi e sia la violenza dell'incendio. Solo nella tarda mattinata i pompieri hanno identificato tra le macerie i corpi delle 2 donne. Hanno avuto difficoltà ad uscire dalla porta che era interessata direttamente dalle fiamme, si sono barricate verso la parte opposta all'uscita e sono rimaste intrappolate all'interno perché poi le finestre avevano delle inferriate e non potevano uscire, né tantomeno noi abbiamo avuto modo di portare soccorso. Sul posto con i carabinieri il pubblico ministero Anna Andreatta, titolare dell'inchiesta aperta dalla Procura di Treviso per stabilire le cause della tragedia. Nel pomeriggio si è svolto anche un primo interrogatorio di Sergio Miglioranza, unico sopravvissuto nel rogo della sua casa, trovato in stato confusionale dai primi soccorritori. La persona sopravvissuta era all'esterno perché lui sembrerebbe fosse al piano superiore, quindi ha avuto modo di uscire da una scala esterna. Il fuoco è partito dall'esterno comunque? È una delle ipotesi più plausibili, però è in fase di approfondimento anche questo. Ma voi non avete trovato acceleranti, non avete trovato nulla? No, non abbiamo ancora indagato in maniera approfondita, però così sommariamente a vista sembrerebbe di no. A dare l'allarme, come abbiamo sentito, Fiorella Sandre, che è molto probabilmente è rimasta intrappolata dalle fiamme nel tentativo di salvare l'amica Franca. Quindi lui ha detto sostanzialmente che è stato svegliato
Da lei? Da mia mamma, l'ha chiamato proprio mia mamma, da giù dalle scale, lui era sopra, l'ha chiamato Sergio, sì, gridando. Era stata Fiorella Sandri ad accorgersi per prima delle fiamme che stavano avvolgendo la casa in questo tratto morto di Feltrina nel comune di Paese. Un'abitazione sostanzialmente isolata, avvolta da un vero e proprio bosco. Fiorella, dopo una vita da bidella a Treviso, seguiva Franca Fava che da qualche tempo aveva problemi di deambulazione. Una famiglia segnata, quella di Miglioranza, con Walter, l'unico figlio, morto in giovane età in un incidente sul lavoro. Ha perso il figlio e è rimasto senza questo qui, un ragazzo giovane, lavorava a Jesolo con la gru, non so come si sia preso. E so se un incidente sul lavoro? Sì, comunque. Tanti anni fa? Sì. E poi da allora? Da allora è rimasto con la moglie e questa signora. Mio cugino lavorava a Guaraldo. E la Sì. signora invece? Era tanti anni che era rinchiusa dopo questa perdita del figlio, non è più. E Non si era avevano più altri ripresa? figli? No. Sergio Miglioranza da anni accumulava ogni cosa, dentro e fuori, in quella casa dove si era trasferito con la moglie dopo aver abitato per molti anni in centro a Paese. Sempre lui, polli, scatoloni, roba, era un po' così lui. Il rapporto era tranquillo con la moglie o era dirostoso in qualche modo? Non si sa niente, si può esprimere. Un rogo, quello dell'abitazione della scorsa notte, seguito a quello di 2 mesi fa della casa del fratello di Sergio Miglioranza. Sì, ha preso fuoco la casa e addirittura ha preso fuoco anche sotto l'altro appartamento e dopo è andato a abitare con mia cugina. Ma chi è questo altro signore? Sì, il fratello, anche lui ha preso fuoco la casa. Saranno le indagini a stabilire le cause della tragedia, dove probabilmente Fiorella Sandra è morta nel tentativo di portare fuori casa l'amica Franca, mentre il marito di quest'ultima tentava di spostare dal bagnetto al piano terra una bombola che poteva scoppiare da un momento all'altro. Come racconta Martina, la figlia di Fiorella, l'unica ad aver parlato con Sergio prima del suo ricovero in ospedale. Almeno da come mi ha detto Sergio che ha chiamato subito, perché mi ha detto se scappava fuori era meglio, chiamavo dopo piuttosto. Ed ora torniamo a parlare del maltempo che continua ad imperversare sulla Marca. Se questa notte Castelfranco ha vissuto una tregua dopo l'esondazione della Venale, è stata la zona di Follina quella maggiormente colpita nelle ultime ore dalle forti piogge. Il torrente Vallalta ha causato, tracimando, una colata di fango, ma si contano anche cedimenti del terreno e allagamenti. Vediamo. Allora, ho l'Enel al telefono, mi ha detto se vi mette una cassetta provvisoria, se ve ne prolunga qua per poter fare l'allacciamento. Non è bastata l'esondazione patita domenica pomeriggio, territorio di Follina nuovamente colpito ieri sera a tracimare il torrente Vallalta dopo il violento nubifragio che si è abbattuto qui a Cison e Tarso. Terreno già a fradicio d'acqua che ha ceduto in più punti per le strade colate di fango fino a case, giardini e scantinati alla Bella e Pedeguarda. Nelle zone di collina frane e smottamenti tanto da interrompere la circolazione verso Rolle. In 20 minuti un pluviometro da 100 mm si è riempito e è andato anche oltre. Siamo andati sott'acqua in questa zona che è la più bassa perché ha esondato il torrente Vallalta, e non potendo più scaricare nel fiume Soligo che era già in piena, si sono allagati gli scantinati. Particolare apprensione per una famiglia con 2 bimbi rimasta isolata in via Vallalta. Ieri sera c'era una situazione precaria nella Vallalta in cui abbiamo dovuto far evacuare una signora con 2 figli, di cui uno un neonato. Siamo riusciti a liberare la strada per poter metterla in sicurezza e farla evacuare. 4 le squadre dei vigili del fuoco da Conegliano e Treviso al lavoro sul posto, il resto lo hanno fatto comune, volontari della protezione civile e cittadini. Tutta la notte siamo riusciti a pompare l'acqua, adesso però abbiamo la parte più difficile che è quella con delle sedimentazioni, per cui abbiamo chiamato una ditta di espurghi e stiamo aspettando di riuscire a liberare completamente gli scantinati.
stiamo pulendo le strade e stiamo dando tutto l'aiuto che è possibile ai residenti. Disagi e timori anche a Fara di Soligo, Pieve, Tarzo, lungo il bollettino stilato dalla provincia che nella notte ha messo in sicurezza la strada provinciale 152 di Farrò, bloccata da detriti e alberi caduti. In campo qui, come sulla provinciale 4, anche pompieri e carabinieri. L'invito fino al fine settimana, quando si prevede un miglioramento del meteo, è quello di guidare con la massima prudenza. E sentiamo ora le voci raccolte dal collega Nicola Marcato a Follina. È in questa immagine che si riassume la disperazione dei residenti della frazione La Bella a Follina. Impotente e attonita sotto la pioggia battente, questa signora guarda i danni creati dall'esondazione del torrente Vallalta. Nel giro di un quarto d'ora, ieri sera verso le 9:30, meno un quarto alle 10, è uscito il torrente qua dietro che abbiamo e ha inondato praticamente tutto. Qui era un lago e tutti i garage sottostanti erano allagati fino al soffitto, macchine comprese. Nessuno scampo anche per questo bar di fronte, completamente allagato. È entrata l'acqua dappertutto, ci ha rovinato il locale, un mucchio di danni, non saprei neanche calcolarli, un disastro. A poca distanza, stessa sorte hanno subito i residenti di queste palazzine. Non ho riposato nemmeno un minuto per prosciugare lo scantinato, ci ha detto quest'uomo. L'acqua, in questo caso, superava i 2 metri. Si alzava a 20 cm al minuto. Spaventoso. Spaventoso, una roba disastrosa. Non ho mai visto una roba nella vita mia. Qui sono andate distrutte tutte le autovetture? Sì, qui sono 4, 1, 2, 3, 4, di là 3 e quindi non riusciamo a aprire né garage né niente. Bisogna buttare giù le porte, tirare le macchine fuori, vedere tutto quanto, non lo so. Sul posto è giunto anche il sindaco Mario Collet per verificare i danni provocati da questa seconda ondata di maltempo. Adesso sono in attesa che la protezione civile mi comunicano da dove arrivano le idrovore. Dopo l'acqua rimane la melma, toglierla è un altro lavoro immane e qualcuno non regge allo sconforto. Guarda che disastro! Innumerevoli detriti e i tronchi d'albero riversati sul sedime stradale. Nonostante tutto, i residenti non si sono persi d'animo e subito si sono rimboccati le maniche per cercare di tornare alla normalità. Quanto fa? Un 20 cm, 25, tutto attorno alla casa. Tutto intorno. Non è la prima volta che capita però. No, qua è già venuta nell'80, 85, 82, 83. Però come questa volta mai. Già attive dalle prime ore del mattino le squadre dell'Enel per ripristinare le linee elettriche. Strade interrotte per alberi e frane, impressionante la voragine che si è creata in zona Farrò. Anche qui i vigili del fuoco e la protezione civile sono stati impegnati per tutta la notte. E disagi e danni si sono verificati anche nella zona del Grappa, borso colata di fango che ha invaso l'abitato di Semonzo e appunto sul Monte Grappa una frana ha ostruito strada General Giardino. Vediamo. Un fiume d'acqua e fango è sceso dalle pendici del Monte Grappa nella notte, invadendo strade e case di Semonzo. Alle 21:40 è iniziata una forte precipitazione che ci ha accompagnato per più di un'ora, creando notevoli disagi soprattutto nella frazione di Semonzo. L'attivazione di 2 valli, la Valle del Cagliaron e la Valle del Sasso Bianco, hanno portato una ingente quantità d'acqua difficile da stimare e di materiale purtroppo lungo la viabilità sia provinciale che comunale. Purtroppo hanno allagato diverse abitazioni e in modo particolare anche il Garden Relais che con i pompieri, con i vigili del fuoco di Montebelluna ieri sera abbiamo terminato questa mattina alle 2:30 la svuotamento delle vasche. Operai e municipio hanno ingaggiato una gara contro il tempo per liberare gli scarichi prima della nuova ondata. La preoccupazione più grande è quella di ripristinare quanto prima la funzionalità degli scarichi della rete delle acque appunto di pioggia, di prima pioggia, perché sono intasate e per alcune centinaia di metri. Sulla strada Generale Giardino sono crollati diversi massi e pietre di grandi dimensioni, bloccando di fatto la provinciale che conduce al sacrario del Monte Grappa. C'è stato un movimento di caduta massi impegnativo, in questo momento già in accordo con la provincia ci sono delle persone pronte a liberare la strada.
Ed ora la cronaca giudiziaria, appena ridotta in appello per Federica D'Ametto, la barista che nel 2017 investì e uccise sul cavalcavia di San Giuseppe Enrico Scarabello, 38enne di Carbonera. 2 anni e 11 mesi più 2.500 euro di ammenda. La Corte d'Appello di Venezia ha riformato la sentenza di primo grado e ridotto la pena nei confronti di Federica D'Ametto, la barista 40enne di Casier, protagonista del tragico investimento costato la vita ad Enrico Scarabello, 38 anni di Carbonera. Era la notte del 3 settembre 2015, c'era l'Home Festival a San Giuseppe. Scarabello, assieme alla moglie, dopo aver cercato invano di raggiungere la dogana, si era fermato in un ristorante. Poi la coppia si è incamminata sul cavalcavia per andare a riprendere l'auto. Qui i coniugi vennero travolti dalla vettura della donna. Il marito, sbalzato nella scarpata, non ce l'ha fatta, la moglie è rimasta ferita. Federica D'Ametto fu rintracciata dalla polizia poco lontano, accasciata sul volante in stato confusionale. In primo grado nel 2017 Federica D'Ametto è stata condannata complessivamente a 4 anni e 6 mesi per omicidio stradale, aggravato dall'abuso di alcol e stupefacenti, fuga ed omissione di soccorso, pena ora ridimensionata in appello. Oggi, in sede di discussione in Corte d'Appello, la Procura Generale, con una grande onestà intellettuale, ha chiesto alla Corte che venissero accolti quantomeno parzialmente i motivi d'appello e fosse riconosciuto l'evidenza di una corresponsabilità. Ecco, la Corte d'Appello ha recepito le richieste della Procura Generale, ha ridimensionato la pena concedendo le attenuanti generiche e riconoscendo appunto questo grande concorso di colpa, per cui è stata rideterminata la pena con uno sconto di pena di poco meno di 2 anni. La difesa di Federica D'Ametto valuterà, si a dire, anche in Cassazione. Rimane aperto un problema perché la Procura Generale ritiene che non ci sia stata la fuga. Aveva chiesto quindi alla Corte d'Appello di ulteriormente ridurre la pena, non ritenendo sussistere questo tipo di reato. Proseguiamo ora con la tabella relativa ai dati dell'andamento dell'epidemia di contagio da coronavirus nella nostra regione. Nessun nuovo contagio da questa mattina in Veneto, ma ancora 2 morti per Covid negli ospedali, uno all'ospedale di Treviso, l'altro in quello di Sant'Orso, Verona. 955 le persone ancora positive al virus, per un totale di 19.194 contagiati dall'inizio dell'epidemia. 878 i soggetti in isolamento domiciliare, sale a 16.275 il numero dei negativizzati, 300 le persone ricoverate negli ospedali del Veneto, 237 negativizzate, nessun ricoverato anche oggi in terapia intensiva positivo al Covid. I tamponi effettuati oggi sono stati 10.669, le persone in isolamento sono 878, 20 in più di ieri, legate, come ha spiegato oggi Zaia in conferenza stampa, alla partecipazione ad un matrimonio a Bologna. E proprio a proposito della conferenza stampa del governatore Zaia, vediamo il servizio nel quale il Presidente ha appunto annunciato la visita del Capo dello Stato Sergio Mattarella a Vo per l'apertura dell'anno scolastico. Sentiamo. Andremo a Vo a inaugurare l'anno scolastico, ci sarà ovviamente l'ospite d'onore, sarà il Presidente della Repubblica, e poi ci saranno i bimbi, gli insegnanti, la cittadinanza, e quindi penso che sia un bel riconoscimento per quello che è stata la storia sanitaria, epidemiologica e del Veneto. Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella tornerà in Veneto per l'apertura dell'anno scolastico a Vo, primo comune colpito dal coronavirus in Veneto e paese simbolo dell'emergenza sanitaria in regione. Con Mattarella ci sarà anche la ministra all'istruzione Lucia Azzolina, ma la data della visita rimane incerta. L'inizio dell'anno scolastico non si può fissare finché non ci sarà la data delle elezioni regionali. Colpa del Parlamento, perché se il Parlamento non fissa sta data delle elezioni noi siamo sempre lì. Cioè, è veramente, tocchi un punto cruciale. Cioè, noi oggi non siamo in grado di programmare l'apertura delle scuole perché vorremmo capire quando si va a votare. Capite che per noi è veramente imbarazzante questa situazione, non è mai accaduta nella storia d'Italia. In un quadro sanitario in continuo miglioramento, 0 Covid nelle terapie intensive, nessun decesso nelle ultime 24 ore, appena 3 nuovi positivi su quasi 10.700 tamponi, spiccano le 20 persone in più in isolamento, tutte di ritorno da un matrimonio a Bologna. Abbiamo dovuto mettere in isolamento
un nucleo familiare allargato, perché in quel matrimonio abbiamo avuto notizia dall'Emilia Romagna che c'era un positivo. Sempre sul fronte sanitario, la Regione finanzierà con 9.700.000 euro 90 borse di studio per specializzandi. E anche questo è un bel segnale, no? Siccome faremo il corso di laurea in medicina e chirurgia, 90 borse di studio 9,7 milioni ci costano. E siccome faremo il corso di laurea in medicina e chirurgia a Treviso, volenti o nolenti noi lo facciamo. Zaia non entra nella polemica innescata da Andrea Crisanti, il direttore del Dipartimento di Medicina Molecolare e Virologia all'Università di Padova e autore dello studio AVO, ha definito l'Organizzazione Mondiale della Sanità un baraccone che va smontato e rifatto da capo. Ipse dixit, no? Lui l'ha detto. Crisanti, ipse dixit, cosa volete che vi dica? L'ha detto lui, è un esperto e non potrei mai commentare le parole di un esperto. Lutto nel quartiere di Santabona a Treviso per l'improvvisa scomparsa di Laura Visentin, 20 anni, stroncata dopo una crisi epilettica di cui la giovane soffriva fin da bambina. Ricoverata all'ospedale di Treviso, Laura non ce l'ha fatta. La notizia della tragedia ha destato profondo cordoglio a Santabona, dove la famiglia Visentin è molto conosciuta e stimata. Il funerale di Laura verrà celebrato venerdì alle 15:15 nella chiesa parrocchiale appunto del quartiere. Noi ora ci fermiamo per qualche istante di pubblicità. A tra poco. Eccoci nuovamente in diretta con l'edizione di Treviso dei nostri telegiornali. La politica ora, esattamente 2 anni fa, l'elezione a sindaco di Mario Conte. Parentesi Covid a parte, dice 2 anni entusiasmanti e tanti nuovi progetti, ma l'opposizione lo rimanda a settembre, può fare di più. Sentiamo. Non cambierei nulla di quello che ho fatto, sono contento delle politiche che stiamo attuando, sono molto soddisfatto della mia squadra e della lungimiranza che stanno mettendo in campo nelle scelte. 2 anni da primo cittadino oggi per Mario Conte, il sindaco di Treviso, a cui è toccata in sorte un'emergenza epocale come quella da Covid. Questo però non cambia il suo bilancio sull'esperienza alla guida di Cassugana. Al netto degli ultimi 100 giorni che sono stati caratterizzati dal Covid, però sono stati 2 anni entusiasmanti dove abbiamo preso per mano parecchi nodi che erano rimasti irrisolti nel passato e abbiamo portato delle soluzioni importanti. Una su tutte è il teatro comunale, che è tornato ad essere di proprietà e gestione dell'amministrazione comunale. Di cose da fare, di progetti da condurre in porto, Conte ne ha parecchi. Molti di questi sono stati frenati dalla pandemia, ma il sindaco non li mette in discussione, anzi. La riqualificazione dell'aeroporto, stiamo completando la cittadella sanitaria, ci sarà la riqualificazione completa del quadrante della stazione con la nuova stazione delle Corriere, la nuova caserma della Guardia di Finanza e dell'Agenzia delle Entrate nel quartiere di Santa Maria del Rovere, quindi la caserma Salsa, che era un buco nero, diventerà invece un punto di vita e di affluenza importante. E poi l'ambiente, la qualità della vita, temi sui quali in questo anniversario dell'elezione gli avversari politici del Partito Democratico bacchettano il sindaco. Ci dispiace per alcune occasioni perse, per un po' di tempo sprecato. Io penso che alcune scelte, ad esempio sulla pedonalizzazione, siano venute solo diciamo così, a causa del Covid e non per scelte dell'amministrazione. Idem sul piano degli interventi, l'idea di ripartire dalla riqualificazione, dalla ripiantumazione dei boschi urbani, un nuovo programma basato anche sulle idee dell'amministrazione di centrosinistra di Manildo. Il voto all'operato di Conte è un po' quello allo scolaro poco diligente. Si impegna ma potrebbe fare di più e quindi anche noi con fiducia gli diciamo che si può fare di più. E giudizio positivo da parte di Confcommercio dei primi 2 anni da sindaco di Mario Conte, che ora però si trova ad affrontare la difficile fase della ripartenza. Sentiamo. Conte è chiamato, dopo gli sforzi fatti, a ripartire da zero, perché è un territorio da ripianificare, riprogrammare secondo logiche che sono saltate in un secondo e che vanno assolutamente riviste.
Giudizio positivo del presidente di Confcommercio sui 2 anni di amministrazione della giunta guidata da Mario Conte, che ora è chiamata a governare Treviso nel difficile periodo della ripartenza post-epidemia. Una città che, secondo i commercianti, deve tornare ad avere un ruolo di guida. Non è solo una città da bere, come l'ho definita, ma è una città da vivere, con la responsabilità di essere il capoluogo di una provincia e quindi di doversi mettere a traino, a locomotiva di un territorio più esteso, quindi di una grande Treviso. I dati elaborati da Confcommercio fotografano chiaramente la situazione. Abbiamo la quasi totalità degli esercizi commerciali riaperta, quasi tutti i bar aperti, mentre per la ristorazione mancano ancora all'appello una serie di realtà, quelle ovviamente sulle quali questi vincoli incidono maggiormente. C'è poi un 20% di attività che non ha riaperto. Tra quelli che non hanno riaperto ci sono anche, i dati che abbiamo lo dicono, delle prossime chiusure, cioè delle non riaperture che si trasformano in chiusure. Nel settore del turismo, per gli alberghi, la percentuale di aperture supera il 50%. Noi crediamo che nel mese di giugno questa percentuale vada ad aumentare, c'è un 25% che ha già dichiarato che riaprirà a settembre. Manca però lo slancio dei consumi. Al momento i trevigiani sono molto titubanti per quanto riguarda gli acquisti che ad oggi, secondo i dati di Confcommercio, sono limitati solo ai beni necessari. Una 25enne di origini marocchine residente a Udine ma domiciliata nella Marca è stata arrestata dalla Polfer per furto aggravato. L'episodio alla stazione di Treviso. La giovane, già nota alle forze dell'ordine per furto e stupefacenti, ha sfilato il portafoglio ad una viaggiatrice che si trovava sul marciapiede della stazione in attesa del treno. Accortasi del furto, la vittima ha iniziato ad urlare attirando l'attenzione di una pattuglia della Polfer mentre la ragazza scappava sui binari. Gli operatori sono riusciti a fermarla. Era in possesso di denaro e carte di credito, provento del furto e di un'altra carta di credito intestata ad un uomo che aveva presentato denuncia di smarrimento circa un mese fa. Destinataria di un divieto di ritorno nel comune di Treviso, al quale non ha evidentemente ottemperato, la donna è stata arrestata. I residenti di via Buratti a Treviso sono arrabbiati, la loro strada da decenni è abbandonata e piena di buche, da anni chiedono interventi, ma senza aspettarselo sono venuti a conoscenza che si tratta di una strada privata. Vediamo. Da tempo i residenti di via Pietro Buratti, nel quartiere San Lazzaro, chiedono che la strada venga riasfaltata. Una volta ci ha confidato un anziano, questa era una strada bianca, facile immaginare le condizioni quando pioveva fra fango e buche. Forse un segno del destino. Nonostante nel 1986 sia avvenuta la svolta con l'amministrazione dell'epoca che decise di asfaltare per dare decoro, da quel giorno però non è stato fatto più nulla, ci hanno detto. Dopo 34 anni le buche sono aumentate di anno in anno, così come gli allagamenti. Disagi che i residenti hanno più volte segnalato senza ottenere risposta. A complicare la situazione di non poco è l'amara scoperta da parte di un neoresidente. Via Buratti, su approvazione del Consiglio Comunale nel 2016, è diventata da pubblica a privata senza che nessuno lo sapesse. Difficile a questo punto ottenere qualsiasi intervento. La rabbia dei residenti a questo punto è diventata irrefrenabile. Allora è ovvio che il comune dice è in privato, noi non interveniamo, ma non può essere privata perché c'è la fognatura pubblica e l'illuminazione pubblica. La strada è disagiata, piena di buche ed è abbandonata a se stessa e noi siamo in difficoltà. Noi abbiamo avuto appunto come tanti qua l'allagamento dell'interrato, si sono scardinate le finestre, abbiamo avuto 2 cascate. Non si può camminare, se no praticamente ci ritroviamo stesi per terra con le buche che ci sono. In famiglia ho mia mamma seduta su una sedia a rotelle, mio marito che praticamente su un piede completamente senza dita. I residenti hanno deciso di firmare una petizione da spedire in comune. Via Buratti deve tornare pubblica. La strada non deve passare a pubblica, deve tornare a pubblica. È diverso. Deve esserci quello che c'era prima. Dopodiché, quando la strada è tornata pubblica, deve avere i suoi dovuti interventi per la manutenzione del manto stradale e la messa soprattutto in sicurezza.
Ed ora spazio alle notizie da Belluno e provincia. Eccoci, allora parliamo di lavoro, perché quella di oggi è stata una giornata davvero storica per ACC e per l'industria italiana. Sentiamo. Sono le 13:30 quando nella sala degli affreschi di Palazzo Zorzi risuonano applausi liberatori e qui nella sede del municipio di Borgo Valbelluna che oggi si è scritta una pagina della storia industriale d'Italia. Dopo mesi di angoscia ACC is back, ACC è ritornata e il suo futuro è stato vergato dai componenti del comitato di sorveglianza, il primo dopo il naufragio dell'esperienza cinese. In calce a un accordo di grande innovazione che riconosce ai lavoratori il diritto costituzionale di collaborare alla gestione dell'azienda. Avere la coralità operaia al fianco dei tecnici progettisti, a fianco dei commerciali che devono interloquire con le grandi aziende tedesche del freddo è un motore che dà grande forza al nostro progetto. Di fronte alla RSU ACC, ai segretari referenti provinciali e regionali di categoria di CGIL e CISL WIL, ai rappresentanti istituzionali con il ministro D'Incà in videoconferenza, Maurizio Castro parla di un accordo che ha precedenti nobili in Zanussi nel 96 che ancora riecheggia, una frontiera avanzatissima. Qui cambiamo le sorti, nel senso che noi riportiamo in patria un'azienda che era stata comprata da una multinazionale cinese, si parlava cinese all'interno. Riportiamo centralità all'articolo 46 della Costituzione, lasciato sempre inespresso. Qui abbiamo fatto in modo che un commissario, finalmente un industrialista e non solo un fiscalista o un avvocato, ma uno che si intende di politiche industriali e di queste politiche industriali, cioè dell'elettrodomestico, diventa commissario. Allora c'è speranza per la politica industriale italiana. Con il commissario Castro l'assessore Donazzan già ragiona sulla ricerca grazie a progetti che vedranno in prima linea l'Università di Padova. Ora si punta al nuovo posizionamento di ACC più elevato, d'alta gamma. Cruciale sarà la parte economica. Siamo assolutamente sicuri che la comunità bancaria del territorio nazionale saprà intercettare tutto il valore di questa sfida ed aiutarci come è giusto che accada. Il piano quadriennale prevede l'assunzione di 18 lavoratori che erano stati licenziati dai cinesi di Wanbao, una strada mirabilmente tracciata grazie anche al coraggio e all'orgoglio delle maestranze che in questi anni hanno mostrato disponibilità e generosità. Questo risultato che oggi abbiamo in qualche modo consolidato, ma che non ci fa fermare davanti a tutta una serie di obiettivi, era un impegno soprattutto nei confronti dei lavoratori, delle loro famiglie e di questo territorio, che ha sempre dato tanto a questa azienda. Il progetto di legge sulle valorizzazioni delle stazioni sciistiche minori incassa l'unanimità in sesta commissione a Palazzo Ferrofini, ma dal testo è stato cassato l'articolo riferito al rilancio del Nevegal. Nessun tradimento, dice il promotore della legge, il consigliere della Lega Franco Gidoni. Sentiamo. In fase di dibattito il collega Pigozzo, appunto del Partito Democratico, ha sollevato il tema che un comma in cui citasse esplicitamente una specie di canale preferenziale del Nevegal nei confronti di altre stazioni poteva dare adito a futuri ricorsi. Il Nevegal scompare dal progetto di legge promosso dal consigliere regionale bellunese del Carroccio Franco Gidoni nell'iter che ieri ha visto l'espressione unanime dei componenti della sesta commissione consiliare a un nuovo testo privo del terzo comma che in prima stesura impegnava la giunta in via sperimentale a intervenire sul colle per la realizzazione di nuovi impianti a fune e la riqualificazione e revisione di quelli esistenti, compreso l'innevamento programmato. Su richiesta del consigliere Ruzzante di articolo 1 abbiamo concordato che alla fine dell'iter, quando arriveremo all'approvazione finale del progetto di legge in Consiglio, sottoscriveremo tutti insieme un ordine del giorno in cui solleciterà la Giunta ovviamente a fare in fretta e a tenere presente la situazione del Nevegal come stazione che in questo momento esige una particolare attenzione. Nel testo approvato in Commissione è sparita anche la dotazione finanziaria di 12 milioni di euro trasferiti su legge analoga, la 21, sempre sugli impianti a fune, a disposizione di altre stazioni sciistiche che hanno bisogno di sostegno. In Nevegal, purtroppo, la situazione langue, dice Gidoni. Che cosa risponde a chi dice che la Regione ha tradito il Nevegal? No, la Regione non ha tradito Nevegal. Nel momento in cui si sarà chiarita la situazione, pronti a fare la nostra parte. Ricordo, tra l'altro, che noi abbiamo già messo sul tavolo i famosi 500.000, c'è stata anche l'uscita della provincia, il Presidente Padrin dicendo che conferma il suo impegno per i 500.000, il Comune
ha dichiarato 500.000, per cui in questo momento qui rispetto all'anno scorso ci sono sul piatto già 1,5 milioni, manca chi li spende. Attenzione alle telefonate che nascondono intenti fraudolenti. Da qualche giorno, da numeri sempre diversi ma con prefisso telefonico 0422, ai cellulari intestati a donne residenti nel Bellunese stanno arrivando chiamate da parte di una sedicente azienda trevigiana che propone la consegna a domicilio di tessere sconto del 50% per l'acquisto di prodotti per la casa, detersivi, stoviglie e biancheria. Si tratta di un evidente tentativo di truffa che nasconde la sottoscrizione di contratti d'acquisto. Le forze dell'ordine invitano a non cedere alla tentazione di farsi consegnare a casa alcunché e, in caso di dubbio, a segnalare gli episodi ai numeri pubblici di emergenza. Spazio ora alla rubrica Bimbi in TV. Vediamo. Ed è tutto per questa edizione, grazie per essere stati con noi. Come sempre ci salutiamo dando uno sguardo alle previsioni del tempo per le prossime ore. Ci rivediamo tra poco con l'edizione straordinaria che continua e parleremo ancora dell'ondata di maltempo perché proprio poco fa c'è stato un ennesimo nubifragio. Arrivederci, il meteo. Pizza e bruschetta Enzo da Rosso, totalmente artigianali, non surgelate, senza conservanti e del nostro territorio, nei migliori supermercati. Bentrovati al meteo. Prosegue una certa instabilità sul nostro territorio dove tra l'altro il maltempo ha già causato numerosi danni in questi giorni. Vediamo insieme il dettaglio di giovedì 11 giugno. Sul Veneto cielo via via più nuvoloso, sulla pianura e sui rilievi, specie al pomeriggio, piogge discontinue che si verificheranno a più riprese fino ad interessare più diffusamente il territorio. Generale miglioramento entro la notte. Temperature di nuovo in calo, minime fino a 15 gradi, valori massimi compresi invece tra i 19 e i 24 gradi. Condizioni di maltempo anche sul Friuli Venezia Giulia con precipitazioni temporalesche diffuse, vedete un po' su tutta la regione, attenzione a fenomeni localmente anche forti. Temperature minime tra 12 e 15 gradi, massime tra i 21 e i 22 gradi. E ci spostiamo infine sul Trentino Alto Adige dove non cambia la situazione, anche qui infatti avremo piogge diffuse ma anche in questo caso saranno in esaurimento entro la serata. Temperature minime sui 12 gradi, massime sui 21-22 gradi. Dal meteo per ora è tutto, vi auguro un buon proseguimento con Antenna 3. Arrivederci. Pizza e bruschetta Enzo da Rosso, totalmente artigianali, non surgelate, senza conservanti e del nostro territorio, nei migliori supermercati.